Questa trasmissione è offerta da Dimensione Verde. Un buongiorno, siamo in diretta, il nostro Francesco Snidero sta già puntando dritto sulle protagoniste del fine settimana alla 73esima fiera festa del vino di Bertiolo, e siamo proprio all'ingresso di Via delle Filandine. Questo è un po' una sorta di monumento di quello che è stata una delle attività produttive portanti di questo paese. Proprio qui sorgeva la Filanda e non a caso questa è una area che è stata poi ristrutturata e si chiama Piazza della Filanda, che in questa 73esima festa del vino è diventato il palcoscenico che ospita proprio in questo momento un campionato, ma ci diranno meglio, di barbecue. Dicevamo delle moto, ma prima vorrei salutare il presidente della Proloco di Bertiolo, Marino Zanchetta. Io questo posto lo conosco molto bene e di sabato, credo, negli anni passati, lasciamo stare che stiamo rientrando dal Covid, non c'era tutta sta gente. No, assolutamente no. Intanto buongiorno a tutti e vi ringrazio di essere qua. Chiaramente, come dicevi tu Daniele, siamo più che soddisfatti perché un evento del genere, sabato a pranzo, e visto che comunque noi non eravamo più abituati a questi eventi, comunque crea un attimino un po' di soddisfazione per tutto quel lavoro che è stato fatto. Quanti motociclisti vi aspettate domani? Ma sinceramente questa risposta te la lascio dare al presidente del club, dell'Eagles Club di Basigliano, che sono loro che organizzano. Ci aspettiamo tanta gente però, perché la gente, abbiamo visto anche domenica scorsa che è iniziata la manifestazione, vuole riprendersi un po' di normalità e vuole riprendersi a divertirsi, a svagarsi un po'. Ecco, andremo adesso da Alessandro Cianciolo, e il nostro Snidero sta inquadrando di fatto il benvenuto che danno gli amici del Motoclub Eagles Team di Basigliano, e lì vedete è arrivata la sindaca Eleonora Viscardis, ma c'è anche una folta rappresentanza delle associazioni di Bertiolo e delle sue frazioni. Le conosceremo camminando lungo le vie del paese. Cianciolo, continua l'afflusso dei motociclisti, riusciamo a fare una stima? No, non riusciamo mai a fare una stima, perché soprattutto quest'anno, dopo 2 anni che sappiamo come sono andati, e soprattutto quest'anno che abbiamo cambiato location magari, non sappiamo cosa aspettare. Abbiamo un'immaginazione che sia quello che domani qui scoppi una bomba, ci sia veramente tantissima gente. Anche oggi, già oggi, stamattina, non è mai successo a livello storico che già stamattina stiamo già lavorando e le persone stanno rispondendo, e sappiamo che c'è un po' di fame in questo. Fame. Tra le altre cose, questa mattina come programma abbiamo il secondo BBQ Contest, abbiamo lanciato ancora nel 2019, il primo. È una gara di grigliatori dove in questo caso 5 team si sfidano appunto per capire chi è il migliore, no? Ma se parliamo di griglia, di carne, di questo tipo di concetti, noi a chi ci appoggiamo? Noi siamo bravi sulle moto, no? E chi è bravo su questo settore, e in questo caso è Serena, e magari qualcosa in più ve lo spiega lei. Allora, grazie per la sintesi Serena, andiamo da questa parte e qua si sta già iniziando a grigliare. Sì, siamo già nel vivo della preparazione e come vedete ci sono tantissimi team, ognuno con i propri barbecue.
E noi appunto come FV Grillers, ma non solo, con il gruppo Barbecue Friuli Venezia Giulia ci teniamo tantissimo non solo appunto a ritrovarci, divertirci, fare una grigliata, una sorta di grigliata tutti insieme con un po' il pretesto della gara, ma soprattutto ci piace avere delle persone che si informano, si avvicinano, scoprono che magari il barbecue non è solamente la cucina americana come la intendiamo, ma può avere anche delle connotazioni regionali, e da qui anche un pochino il nome del nostro movimento, diciamo così. E vedete con quanto amore il nostro snidero si occupa. Che cosa bolle in pentola? Volpons. Qui abbiamo dei cotechini affumicati che serviremo più tardi con appunto il crostino di polenta, del crème grattugiato fresco sul momento. Qua dietro invece abbiamo in cottura 2 pulled pork, così chiamati, una cottura molto lenta, bella affumicata. Sono fatti in 2 maniere differenti, che verranno serviti su dei paninetti, su questi bun così chiamati appunto artigianali, fatti da un nostro panificio qua della zona, quindi anche per sviluppare un po' quello che è il prodotto locale anche, no? Quindi aiutare le aziende artigianali. Da dove arrivate? Castione di Strada, Udine, siamo questo gruppo qua, noi siamo degli Eagle Steam, i ragazzi che comunque organizzano questo fantastico motoraduno da ormai 20 anni, e noi siamo il gruppo, diciamo, del motoclub, che ci hanno un po' fregato con questa novità. È il primo anno che lo facciamo, siamo quasi tutti amatoriali, ma cerchiamo di fare il meglio possibile. Grazie. Grazie. Vi lascio al vostro lavoro. Io chiedo se riusciamo, andando via da qua, a sentire il rombo di una moto. Se tu ti organizzi io ti ringrazio, così un secondo, puoi venire anche fino qua e stordiscici pure col rombo. Non ne hai una, ma sei in macchina, portala. Buongiorno sindaco. Buongiorno Daniele, benvenuto Bertiolo, il tuo paese natale, che insomma ti ha visto protagonista per tanti anni, e siamo qui alla festa del vino. Allora, questo è, Eleonora, un segnale di ripartenza. Assolutamente sì. E abbiamo, diciamo, questa festa, questa edizione è stata proprio caricata di tanti significati, e il principale era proprio quello: dobbiamo ripartire, dobbiamo tornare a quella che è la normalità, perché se pensiamo, in questi 2 anni di fermo abbiamo continuato le attività, abbiamo continuato tante cose che fanno parte della vita di ciascuno, però della vita operativa, e siamo stati privati di tutto quello che invece è la parte relazionale, la parte piacevole, la parte diciamo rilassante della nostra vita. Dobbiamo tornare a riprendere quella normalità alla quale secondo me ci siamo un po' disabituati, e dobbiamo tornare a riprendere, e questo è un primo segno di partenza. Abbiamo voluto dare noi questo significato, ma perché insomma prima di fare questa scelta l'abbiamo ponderata, e l'abbiamo ponderata anche, per dire, col prefetto, col questore, perché insomma la scelta non è stata semplice per tutte ancora le restrizioni in corso, per la sicurezza che è necessaria, però hanno capito il nostro spirito e l'hanno condiviso e hanno detto sì, è corretto, perché questa è la prima festa, da tradizione, la prima festa dell'anno, a cui seguiranno tante. Partendo con questa, a cascata sicuramente, diciamo, ci sarà tutto il proseguo, e questo... Dicevo in apertura, questo è il luogo dove c'era la filanda ed è diventato il palcoscenico, proprio probabilmente il palcoscenico principale. Sì, questa è una piazza che ha un po' questa vocazione, non è la piazza diciamo tradizionale dove convergono tante strade, ci si deve proprio entrare, però è proprio un posto, è quasi un teatro a cielo aperto che ha questa vocazione di ospitare iniziative come questa, ma come i concerti estivi, come cinema all'aperto per le famiglie, come tantissime iniziative. Già in questi anni, quando si è potuto, perché diciamo, l'inaugurazione di questa piazza non è stata fatta perché è arrivata proprio precisamente il 29 febbraio, quando c'è stato il lockdown, però diciamo, ci sono stati momenti in cui l'abbiamo utilizzata a questi fini, e funziona molto bene, direi, da questo punto di vista, e ha questa vocazione. È stata concepita anche strutturalmente con le colonnine per l'energia, diciamo, a servizio di tutte le strutture, e ha proprio questa vocazione.
una di quelle colonnine, proprio quella che vediamo. Esatto, che serve proprio in maniera, proprio anche tutto il servizio luci è stato fatto anche per le emergenze, la doppia linea proprio finalizzata a ospitare eventi, anche grandi eventi, e perciò ha questa vocazione. Sindaco, noi ci vediamo per i saluti finali, rimani con noi. Sì, rimango con voi, vi seguo. Allora, grazie, noi adesso ci spostiamo da questa parte, volevo andare da Johnny Medini, visto che abbiamo ancora 2 minuti e poi andiamo in pubblicità e ci sposteremo. Un'altra tradizione della festa del vino sono le giostre che quest'anno, se non ricordo, si sono spostate nella zona del municipio. Sì, abbiamo una nuova location, io ho gli autoscontri e partecipiamo, questa è la 73esima da 72 anni. Qui a Bertiolo. Mio nonno, mio papà, io, la terza generazione e dietro ci sono le bambine che è la quarta, sono ancora piccole però è sempre una tradizione, una generazione che a venire. La generazione dei Medini. Esatto, esatto. Com'erano le giostre tanti anni fa? Io ho tanti ricordi, sono giovane, ho 38 anni. So che gli autoscontri una volta avevano le strutture in legno e le macchinine erano fatte di metallo come le automobili, bisognava ogni anno, subivano dei colpi, bisognava ritoccarle, verniciarle, invece adesso sono in resina e la pista ovviamente si è ampliata negli anni e l'evoluzione della... Quindi trovate Luna Park, le giostre qui a Bertiolo, festa del vino, 73esima, saluto Johnny Medini e tutti gli amici dello spettacolo viaggiante che tra l'altro lo ricordo è presente anche in piazza 1° maggio proprio da oggi, quindi facciamo ben volentieri questo annuncio con Luna Park di primavera. Nella prima ora, e questo è riferito al capoluogo friulano, 14:30, 15:30 le giostre, parlo per Udine, saranno utilizzabili in forma gratuita, quindi venite a Bertiolo, pranzate, mangiate e poi fatevi un giro anche in piazza 1° maggio a Udine. Ciao Johnny. E volevo anche salutare Orietta Scotto di Cassaco, che è una nostra telespettatrice, gli avevo promesso una signora particolarmente frizzante, quindi ciao Orietta, e un saluto anche a Ennio Vanin che è diventato nonno, se non mi è arrivata l'informazione sbagliata, la scorsa notte, quindi auguri e congratulazioni a lui, alla sua moglie, quindi ai 2 neononni e ovviamente ai genitori. Andiamo in pubblicità e poi ripartiamo, credo, con gli amici dell'associazione Donazione Organi. A tra poco. Seconda parte di questa diretta da Bertiolo, dove è in corso la 73esima fiera regionale dei vini. Le moto appunto, una Super Duke KTM, non è tua? No, non è mia, ma ne ho una uguale, ma la mia è più bella, in vendita tra l'altro questa. Grande bicilindrico importante, muscoloso, ci sarebbe piaciuto magari avere più una 4 cilindri tipo quella lì, ma in questo momento non c'era, e allora diciamo che la prima che vogliamo prendere potrebbe essere questa, vogliamo ascoltarla. Ascoltiamo musica, maestro, salutiamo Alessandro, quindi possiamo accenderla, occhio Siamo stati sufficientemente chiari. Questa scusa che cilindrata ha? Questa è una 1300, 180 cavalli di spavalderia motociclistica, mamma KTM, ed è una moto che per gli appassionati parlo, chi l'ha guidata lo sa, ed è qualcosa di veramente importante. Spavalderia motociclistica, grazie Cianciolo, ma ci vediamo. È lei il proprietario? Lei osservava? È il mio amore. Il suo amore? Da dove arriva? Mortigliano. Quindi non ha fatto tanta strada. No, poco. Grazie per questa concessione. Ben volentieri. E a presto. Grazie mille a voi. Allora noi andiamo da questa parte e vado da questo signore col quale ci conosciamo da quando siamo piccoli.
è presidente di una delle bande più antiche d'Italia, la Primelus, Gianfranco Tonutti. Ci siete anche voi con chiosco o supportate solo? No, noi non ci siamo come chiosco, ma supportiamo un po' la festa. Noi l'altra sera abbiamo suonato alla serata di inaugurazione, come è tradizione della Filarmonica, che da oltre 70 anni suona a questa apertura della festa. Senti, dicevo, tra le più, non dico la più antica, ma tra le più antiche d'Italia. Sì, allora noi siamo nati come banda nel 1812 e quest'anno compiamo 210 anni di età, quindi un traguardo sicuramente molto importante. Da una ricerca fatta abbiamo scoperto che siamo proprio fra le più vecchie d'Italia. Ci sono più vecchie di noi, ci sono 5-6 bande, quindi sicuramente qualcosa di molto importante e da tenere in considerazione, insomma, come... Gianfranco, quanti sono i componenti? Allora, attualmente siamo circa una quarantina di componenti e abbiamo anche una scuola di musica che supporta la banda, dove abbiamo una trentina di allievi che pian piano, insomma, entrano nel vaio della nostra filarmonica e quindi daranno seguito al domani. Senti, come una buona squadra di calcio, la vostra è una realtà che ha un vivaio. Sì, sono circa 30 bambini, abbiamo i corsi di musica che partono proprio dai bambini piccoli, perché si parte dai 0 ai 36 mesi con la musica in fasce, la definiamo così. Dai 3 anni ai 6 anni giochiamo con la musica, serve ad avvicinare i bambini proprio alla musica col gioco, e dai 6 anni parte il discorso di propedeutica musicale con teoria, solfeggio, e poi si passa allo strumento. Tante volte ci sono anche non solo bambini che partecipano ai corsi, ma anche adulti che hanno magari solo il piacere di entrare, magari di imparare uno strumento, magari, e un domani magari hanno la possibilità di entrare anche nella banda. Grazie. Di niente, grazie a voi. Allora, grazie a Tonutti, a Gianfranco Tonutti, presidente della Primelus. E qua andiamo da questa parte. Qui c'è un'altra benemerita associazione di Bertiolo, ovvero sia l'ADO. Maddalena. Associazione Donatori Organi, sezione di Bertiolo. Siamo appunto io, Maddalena e Noemi, che siamo 2 componenti del consiglio direttivo dell'Associazione Donatori Organi di Bertiolo. Allora, il nostro impegno ultimamente si sta un po' trasformando, perché se una volta bisognava iscriversi ad un'associazione per essere donatori di organi, al momento è possibile invece prestare il proprio consenso già attraverso il rinnovo della carta d'identità. Quindi al momento in cui una persona arriva in comune per rinnovare la carta d'identità viene chiesto il proprio consenso alla donazione organi, e quindi la nostra attività è diventata più che altro un impegno informativo, quindi preparare le persone al momento in cui dovranno dare questa adesione eventualmente, o dire di no, che non sono disposti alla donazione organi, perché capita molte volte che le persone non sappiano, rispondano non sappiamo, siamo indecisi, ci penserò, e viene messo automaticamente un no. Quindi noi facciamo delle serate informative, dei momenti di formazione. Anche domenica scorsa eravamo qui in paese assieme alle altre associazioni sanitarie proprio a informare su questo tema. Allora, grazie Maddalena, vedete lo slogan, un organo donato è un granello di vita che continua, e mi piace fare questo parallelo guardando quelle filandiere in quella immagine storica, un pensiero alla mia nonna che è sicuramente in paradiso, Maria, come tante bertiolesi e non solo, anche mia mamma Nadia ha lavorato da queste parti, e credo che in famiglia Bertiolo tutti abbiano una persona che ha lavorato in questo luogo così mitico, e appunto qui stiamo parlando di vita che continua, e quindi qui con la memoria di fatto si va avanti, e qui invece l'importanza del dono degli organi. E qui continuate a vedere l'afflusso in Piazza della Seta delle persone che affluiscono appunto per guardare e osservare il campionato di barbecue. Quindi grazie. Rossella Malisan è appena arrivata. Che cosa fai? Rossetto? Io sponsorizzo la festa che verrà il 24 aprile, perché Bertiolo è una comunità vivissima, come sai, e ci impegniamo tantissimo. Abbiamo oltre 60 associazioni, no? Se non sbaglio, all'interno del comune. Facciamo di tutto per tenere vivo il paese, e noi ci occupiamo della parte ambientale, di promozione ambientale. Quindi quando si fa? 24 aprile, ci prendiamo per tempo, approfittiamo, ma perché siamo in collaborazione con tutte le altre associazioni che avete ben intervistato questa volta. Cosa mangi oggi, Malisan? Cosa? Cosa mangi? Io sono nel chiosco degli Alpini oggi. E dove? Così approfittiamo. È allocato più o meno vicino al municipio, è gestito dall'associazione Alpini del gruppo di Bertiolo.
tipici piatti alpini, quindi non troverete piatti vegani, ahimè, ma insomma tutto il resto lo potrete mangiare. E guardate che bombe stanno arrivando, caro Snidero, quindi è musica per le nostre orecchie, lo facciamo in diretta, vogliamo commentarvelo, quindi ed è solo l'antipasto, Vediamo, scusami, devo chiedertelo, da dove arrivi? Trieste. Guarda, Trieste, viene qua sia oggi che domani o... Solo oggi. E domani dove va a correre? No, domani è un compleanno, niente a correre. Senta, mi faccia sentire la musica, vada. CBR, questa è una signora che arriva da Trieste e guardate che ben di Dio, Trieste anche lei? Siamo Siete qua. degli abitué dei motoraduni? Sempre. Vado a Percotto anche domenica? Purtroppo no, a causa lavoro non siamo riusciti a venire. Accomodatevi pure, grazie. Eccoli qui, quindi ve li mostriamo, questi sono i protagonisti di questa festa del vino e caro Tognutti, adesso guarda, siccome fai parte di una frazione, mi presenti tu la sezione al capoluogo, quindi uniti, vieni Tognutti, vieni. Vedete, guardate che eleganza quasi inglese, la scarpa marrone, guarda, sembra il nipote della regina madre Non che adesso... cambi mai, non cambi mai. No, sono no, coerente, sempre, caro. sì, Guardate sempre, l'eleganza. Scusami Snidero, ecco, inquadrate quasi, mi viene mal di... Guardate come luccicano. Chi sono queste due donne? Queste due donne, conosco la Chiara e... La signora sì, la Sacomano che è la presidente. Sì, la signora in parte è probabilmente la di Natale dell'FDS di Bertio, 117 donazioni. Conosco, però in questo momento è tra l'emozione che non mi sovviene. Raccontaci, dono e parte? Siamo partiti assieme, dobbiamo dire che siamo partiti 60 anni fa assieme, abbiamo fatto un percorso per 10 anni come comunale, dopodiché Pozzecco per campanilismo e per spirito di iniziativa ha voluto creare la sua sezione, quindi quest'anno festeggerà 60 anni la sezione di Bertiolo, Virco e Sterpo, Pozzecco invece festeggerà i 50 anni di fondazione. Due anniversari importanti. Due anniversari importanti che ci stiamo organizzando, proprio in questo momento stavo parlando con la Chiara su come preparare questo momento importante per tutta la comunità bertiolese, quindi non solo per il dono del sangue ma per tutta la comunità nostra locale, perché come sapete bene il dono del sangue coinvolge tutti. Il 9 di aprile avremo l'automoteca Pozzecco e anche quest'anno organizzeremo, abbiamo già rinviato di 2 anni, la gita sociale e quest'anno ci aspetta a Napoli per 5 giorni, dal 1 al 5 giugno, abbiamo già tutto prenotato e quindi... Voi di Pozzecco siete abituati a circolare, vi piace girare? Ogni anno abbiamo organizzato una gita, l'abbiamo rinviata di 2 anni e quest'anno siamo proprio in attesa di partire col 1 giugno. Tognutti ha le scarpe che luccicano, però la Sacomano è molto più... Sì. Rosso, è più in linea. Quindi scusami, è rosso amore o rosso donatore di sangue? Tognutti, sto parlando... Io penso donatore di sangue, penso, sì, in linea col dono del sangue. Sì. Quindi posso andare dalla Sacomano. Anche la maglietta, guardiamo la maglietta, anche veramente in linea. C'è Miss 117 donazioni la signora Nella, Sì. I miei complimenti. Sì, anche da parte mia. Sacomano, allora, l'età è diversa, però l'obiettivo è il medesimo. Lo stesso, anche noi il 22 aprile avremo l'automoteca qui a Bertiolo nell'auditorium, invitiamo chi vuole donare, dato che è un giorno durante la settimana, è un venerdì, tutti quelli che sono disponibili a venire a donare volentieri. Durante l'anno abbiamo molteplici impegni, come diceva Mauro il 60° e poi incontreremo i ragazzi delle scuole durante il centro estivo e durante il campus di Latteis per promuovere sempre questo bellissimo messaggio: il dono è parte di te, condividilo. Bene. A che punto siamo con le donazioni? Anno 2021? Anno 2021 è stato un anno un pochino difficile per la paura di entrare in ospedale, per la paura di avere contatti con persone, però l'abbiamo portata fuori nel modo migliore anche questa volta. E invitiamo tutti comunque a non aver paura, a frequentare i luoghi della donazione, anche perché è tutto sanificato, tutto correttamente pulito, in ordine per non andare a rischio di
di contagiarsi. Sì, bravo. Allora Nella, passo da questa parte, veramente in chiusura, perché donare? Donare per tante cose, donare innanzitutto per salvare una vita, e quello penso che lo dice da solo, doniamo per salvare tante vite. Sai cosa c'è adesso? Ogni tanto in televisione. No. La pubblicità. Allora, sì. guarda, mangiami l'obiettivo e lanciami la pubblicità, cara Nella. Ora vi mando la pubblicità. Hai capito? A tra poco. Un applauso. Terza parte di questo campanile da Bertiolo, e questo è l'ingresso dell'Enoteca. Sono cambiate delle cose, un tempo Piazza Plebiscito di fatto ospitava l'intrattenimento musicale, e ve lo dico anche perché chi sceglierà di passare qualche ora a Bertiolo, l'intrattenimento lo troverà in Piazza della Seta, dove è stato allestito un palco, quindi concentratevi da quella parte. Sindaco, bisogna evidenziare che in una piccola comunità chi ha il coraggio di tenere aperto un negozio ha del coraggio. Qui addirittura sono state aperte delle attività nuove. Esatto, qui ci sono 2 attività nuove e proprio la casualità, abbiamo una piccola pasticceria artigianale con bar che è stata inaugurata la vigilia praticamente dell'entrata nel 2020 nella zona arancione. È stata una scommessa di due gemelle, di 2 ragazze, e sta funzionando benissimo. A fine inverno si è ripreso l'attività, un bar che era chiuso praticamente da tantissimi anni, e sta lavorando con un'offerta, bravi tutti, perché si stanno differenziando, e questo forse la strategia proprio perché funzionino tutto. Con differenziazione, il nuovo bar per esempio si rivolge ai giovani, con un menù per giovani, musica e altro, pasticceria ha un altro target, e in più gli altri bar. Funziona, non è una cosa banale in un piccolo paese. Come amministrazione cerchiamo, anche quest'anno abbiamo dato dei contributi, ne abbiamo in programma anche per i 22-23, e per dare un supporto, perché fanno un servizio, è un ruolo sociale, io dico, che fanno, e perciò di questo ne posso essere soddisfatta. Grazie Eleonora. Allora, quindi avete visto, il nostro Snidero ha inquadrato le facciate dei 2 locali. A poca distanza c'è la chiesa di San Martino, e proprio davanti alla chiesa di San Martino c'è un istituto scolastico, e poi i chioschi di Zompicchia, che andremo a vedere un po' più da vicino. Fra pochi istanti entreremo nella zona dove c'è una selezione di tante etichette. Marino, tu sei una persona che, oltre ad essere presidente della Proloco, di vino se ne intende, perché sappiamo che hai anche partecipato molte volte con l'Umpli. Sì, quello sì, sicuramente. Difatti è sempre un onore comunque partecipare a certi eventi. Come dicevi tu giustamente, ci stiamo addentrando fra un attimo in quello che è l'Enoteca, ed è il cuore della nostra manifestazione. Enoteca che è stata ricavata in un edificio del 1700, una classica della classica cultura friulana, e all'interno quest'anno ospitiamo, al di là del numero che comunque sono tante, per me visto tutte le problematiche che ci sono, una selezione di tutte le aziende della regione. Ci sono oltre 300 campioni di vino, quindi diciamo che per quest'anno l'importante era appunto dare il segnale di ripartenza. Ringrazio di cuore tutte le aziende che hanno partecipato, perché comunque è un segno di fiducia nei nostri confronti per quello che facciamo, ma anche un segnale da parte loro di tutto quello che è la volontà di ripartire. Chiaramente in questo momento l'Enoteca è vuota, perché non abbiamo ancora aperto i locali, però si può vedere quello che è il cuore di tutta questa manifestazione. Ecco, Marino, possiamo descrivere gli edifici, che sono ovviamente storici? Sì. Allora, sulla nostra destra abbiamo quello che una volta era adibito a cantina, e dopo c'era un lavatoio e la cucina dei mezzadri, e l'ultima stanza è la cucina dei padroni. Idealmente sono uguali le 2 stanze, le 2 cucine, quindi hanno il loro caminetto all'interno. La differenza, e non è poco, è il pavimento della cucina dei padroni, no? È inseminato alla veneziana, tanto per capire. Il locale sopra invece era adibito
all'allevamento dalla galette, tanto per essere Torniamo in Finlandia. Torniamo in Finlandia. Difatti si può vedere che ci sono delle feritoie a metà altezza che servivano per arieggiare tutto quello che era il letto dei bachi da seta, no? Perché? Perché il bacco da seta deve vivere in una certa temperatura, quindi quando c'era troppo caldo venivano aperte le finestrelle per arieggiare, e dopo si vede anche in posto che c'è anche un camino, perché in caso di freddo dovevano riscaldare. E sotto invece abbiamo tutta la selezione dei vini. Quante sono? Così magari non entriamo così, non facciamo cadere il segnale, ma diamo giusto una sbirciata. Quante etichette sono esposte in questa enoteca? Quest'anno abbiamo oltre 63 aziende e, come dicevo, ci sono più di 300 campioni di vino, quindi una bella selezione, insomma, di tutta la regione. Il premio Bertiult al Friuli a chi è andato? Allora, il premio Bertiult al Friuli, per quello che riguarda la mostra concorso, è andata all'azienda Ronco Penasa di Caporiacco. Invece dobbiamo giustamente ricordare che noi abbiamo anche il premio Vino DOC per un Friulano DOC, che quest'anno andrà a Mauro Corona. E il 31 marzo avremo una bella serata, speriamo, in auditorium. Mauro Corona è personaggio di per sé, no? Sì, è una persona che giustamente ha un suo perché, e in questo caso diciamo che nessuno più di lui è friulano DOC, chiamiamola così. Grazie Marino. Allora io saluto, lo faccio all'improvviso. Da dove arrivate? Poi vengo da lei perché la signora... Da dove arriva? Cormons. Aspetta, posso togliermi qua? Perché siamo all'aperto. Grazie. Cormons. Terra di vini. Sì. Veniamo... Lei è un degustatore o un produttore? Degustatore, sì. Non produco, anche se ho lavorato. Però consuma. Certo, quello sì. Salutiamo la signora che si chiama, mi dica solo il nome, signor. Sono Lucia. Grazie Lucia. Cosa pensa di degustare? Non lo so, adesso scopriremo. Bianco o nero? Bianco. Bianco. Decisa la signora, buona degustazione, arrivederci. Allora io vado da Loredana Fabbro, compagnia teatrale Clar di Lune, che ringrazio perché fra poco ha un impegno e ci dovrà lasciare. Voi siete già in promozione perché l'ho visto sulla rete, sì. Che cosa succede a breve? Allora, a breve abbiamo venerdì 8 aprile al Pasolini di Casarsa lo spettacolo Smanis, che è lo spettacolo su... una storia del Boccaccio, la badessa e le braghe del Boccaccio, quindi una cosa molto ironica e molto simpatica, fatta da suore. E la replica ci sarà sabato 9 a Palazzolo dello Stella. Io vi invito tutti a vederci, anche perché insomma lo spettacolo merita. Ecco. Nel video promozionale vedo che ci sono sempre più o meno gli stessi volti. Di fatto mi pare che voi siete una compagnia che si è consolidata nel tempo. Noi sono 27 anni che ci troviamo. Ci farebbe piacere veramente avere nuove leve. Ecco, non c'entra l'età, ma c'entra la voglia di stare assieme. Sarebbe una cosa molto bella se qualcuno che ha voglia di passare qualche serata, così invece che andare dallo psicologo si viene a fare teatro, è una cosa molto bella. Questo è un grande passaggio, perché dagli psicologi mi pare che l'afflusso è piuttosto importante negli ultimi tempi. Ecco, ma voi siete degli attori non professionisti, ma che mi dicono ci sono dei profili piuttosto importanti tra di voi. Sì, in effetti abbiamo tirato su buona gente, ecco. Sì, adesso dobbiamo classificarci sempre come compagnia amatoriale. E a noi fa piacere perché in effetti siamo tutti volontari e tutti che amano il teatro, la parola è molto bella, vuol dire amare il teatro. Approfitto per darvi anche una news. Stiamo lavorando su un fatto che è successo a Bertiolo, è stato scritto in quartine da Don Zuttioni, il fatto è successo il 14 aprile del 1875 qui a Bertiolo, e l'hanno intitolato il Zavaion di Bertiolo, un fatto molto simpatico, e lavoreremo facendo video e teatro insieme.
Loredana, Il prossimo anno di essere qui a farvelo vedere. certo che saremo qua, ci mancherebbe. Allora, però, prima di andare in pubblicità, in questo periodo storico dove c'è poco da ridere, perché qua tirano le bombe, il Covid non ci ha abbandonato, voi avete una responsabilità ancora maggiore, insomma, entrare in un auditorio, in un teatro e cercare di far sorridere anche le persone, no? È una cosa molto importante, sì, e non è facile, è più facile far piangere che ridere, oggi come oggi. Però insomma ce la mettiamo tutta, ecco. C'è un sito dove magari si possono consultare i vostri movimenti? Sì, www.clardilune.it, lì ci sono tutte le foto, i nostri spettacoli e anche il mio numero di telefono che magari mi auguro che qualcuno mi contatti proprio per venire a provare questa esperienza. Ecco, e Loredana Fabbro è la presidente della compagnia teatrale Clar di Lune. Scusami, il nome? Come nasce? Il nome nasce quella volta perché quando c'è il chiaro di luna, quindi la luna grande che illumina, le cose che si vedono in maniera diversa, hanno altre ombre, assumono altri aspetti e è quello che fa il teatro, da quello che è la normalità trasforma un po' per portare in scena e così fa la luna, il chiaro di luna fa lo stesso effetto del teatro. Allora, io ti ringrazio perché mi hai dato l'assist, perché non volevo dimenticarmelo, ci mancherebbe altro se non facciamo promozione alle nostre trasmissioni. Martedì alle 21 lo scrigno sarà dedicato al centro astrofili, cioè il centro di osservazione di Talmassons, quindi guardateci perché è proprio quello che diceva Loredana, l'illuminazione lunare ti mostra le cose in una cosa assolutamente unica che rara, più unica che rara. Guardateci perché devo dire abbiamo scoperto delle cose straordinarie in quel luogo mandato avanti da 30 anni, perché quella realtà celebra il 30° proprio durante l'estate, quindi saremo a poca distanza dalla notte, come lo sono ricordato adesso, dalla notte di San Lorenzo, quindi è molto probabile che ci saremo anche noi quella sera quando il centro di osservazione di Talmassons spegnerà le sue candeline. Noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Ed eccoci con la quarta frazione di questo campanile dedicato alla 73esima edizione della Festa del Vino e c'è anche un aspetto culturale per le migliaia di persone che affluiranno in questo fine settimana e anche nel prossimo. Siamo all'interno della chiesa di San Martino, santo patrono di Bertiolo, e su suggerimento di Eleonora Viscardis, il sindaco di Bertiolo, siamo entrati proprio in questa chiesa perché, sindaco, che cosa troviamo là dentro? Sono degli affreschi della prima metà del 1500, cioè una data 1535, che sono stati portati alla luce recentemente, grazie a dei finanziamenti sia della Fondazione Friuli sia della Regione, con un lavoro certosino fatto dalle ristrutturatrici guidate da Anna Comoretto, e sono stati riportati alla luce. Diciamo che il lavoro non è ancora completato, il lavoro successivo sarà quello di rivitalizzarli, no? Farli tornare alla colorazione originale, ma chiaramente l'impegno economico è importante, aspetteremo un attimo perché è iniziativa della parrocchia questa. Siamo nella chiesa parrocchiale, appunto, come dicevi, di San Martino, e questa è la cappella minore, che è praticamente quella che era della chiesa precedente a quella che ha l'attuale formazione. E questi affreschi sono stati inseriti in un contesto di Affreschi senza confini. È praticamente una mostra itinerante, diciamo fatta, creata e curata da un'associazione storico-culturale, ad Undecimum di San Giorgio di Nogaro, il quale ha messo, diciamo, in rete tutte le chiese che hanno questi affreschi di quest'epoca, che, diciamo, con la centralità di Aquileia sono distribuiti dal Medio Friuli, Bassa Friuli, ma fino in Slovenia, proprio per questo senza confini. Qui ci sono esposti dei pannelli che illustrano, quelli che abbiamo quest'anno, illustrano le chiesette del Friuli. L'anno scorso avevamo proprio che illustravano entrambi. L'8 maggio saremo a Pola per una mostra, che appunto abbiamo detto itinerante. Ci sarà la mostra in una chiesetta che è, diciamo,
omologa questa come caratteristica. Sono affreschi molto importanti. Parlavo con Don Davide, il nostro parroco della nostra parrocchia, stanno approfondendo adesso le ricerche perché non si sa ancora chi sia l'autore, perciò stanno veramente scavando negli archivi, negli appassionati per arrivare a chi sia l'autore. Certo è un'indicazione già venuta, evidentemente in quel periodo Bertiolo aveva o dei bei collegamenti cioè per riuscire a realizzare questo evidentemente c'era una certa importanza o c'era diciamo qualcuno che finanziava questo, ecco. Sindaco, grazie, perché questo è un aspetto che arricchisce questa trasmissione. Salutiamo gli amici dell'associazione Annum Decimum che ho conosciuto nella villa dove loro si ritrovano proprio a 2 passi dal centro di San Giorgio di Nogaro ed è una realtà che si è occupata di tracciare la storia non solo del centro della Bassa Friulana, ma come avete visto si sono spinti fino al Medio Friuli. Noi adesso usciamo perché Snidero mi fa segno che abbiamo ancora 5 minuti e poi, come si dice, passeremo dal sacro al profano perché vogliamo andare a salutare gli amici del chiosco di Zompicchia che si trovano proprio qui davanti alla chiesa di San Martino. Approfittiamo dell'occasione per mostrarvi di che opere d'arte è caratterizzata questa chiesa, che è la chiesa principale, ma ce n'è una a Screncis intitolata alla Madonna appunto di Screncis e ce n'è un'altra dall'altra parte del paese in via Santissima, una chiesa molto più piccolina e adesso vedete usciamo e questo è nuovamente il centro del paese e questa è appunto il chiosco di Zompicchia. Questa è la parte esterna della chiesa di San Martino, vedete questo sottoporticato che ricorda per certi versi quello che vediamo a Udine, anche se siamo in salita ed era un'area abitata ai tempi anche dai frati, ma come vi dicevo abbandoniamo infatti c'è l'androna dei frati e il campanile, siamo arrivati dagli amici di Zompicchia. Allora, intanto come si chiamano gli uomini e le donne che stanno dietro quel banco? Beh, lasciamoli presentare. No, presentamela tu che così arrivo. Abbiamo Chiara in cassa, come abbiamo detto, io sono Manuel, abbiamo Enrico che è chi tiene il chiosco, chi governa effettivamente. Il nostro super cuoco Giuliano. Tu prova a dire a Giuliano se sorride, perché ecco che è molto. E quella pattuglia là invece sono i nostri ragazzi, giocatori che vengono a darci una mano per organizzare tutto questo. Quindi a turno qualche giocatore viene a servire il servizio e tutto. Quindi abbiamo. Come sono andati il primo fine settimana? È andata bene, ci aspettavamo meno, è passata tanta gente, siamo contenti. Essendo il primo anno che partecipiamo alla sagra. Siamo contenti, dai, è un'esperienza nuova, ringraziamo la Proloco che ci ha dato la possibilità di organizzare questo per la sportiva. E questa signora che ti osserva come se fossimo un'opera d'arte? La nostra super barista, Pamela. Pamela, che è super barista e brava a fare che cosa? Stappare le bottiglie e riempire i calici. Come si chiama? Pamela. Quindi chiedete di Pamela, fate anche cocktail o c'è solo vino? Solo vino, birra in lattina. Come vino abbiamo portato la cantina di Rochedo. Ecco, io chiedo a tutti gli amici che mi hanno accompagnato, Sindaco, Lannella e tutta questa gente qua, venite pure da questa parte così poi ci salutiamo. Qua abbiamo vino, cantina di Rochedo, abbiamo 6 tipologie di vino. Sono passati tutti quelli che abbiamo presentato e questo è il mangiare che noi portiamo. Abbiamo i primi. Abbiamo orzotto con la salsiccia, abbiamo tagliatelle e ragù di cinghiale, lo stinco con le patate, il panino con la porchetta e la famosa della Prologo di Zompicchia bistecca di dinosauro. Bistecca di dinosauro. Ma ci sono i dinosauri alla Zompicchia? È la solita Wiener chiamata così per la dimensione leggendaria che portiamo. È lo stinco di dinosauro, dice il sindaco. Ecco, anche perché tutto questo si è attivato nell'arco di pochi minuti e gli amici Zompicchia
hanno accolto il mio invito, e quindi questa è una bella vetrina che credo che vi ingolosirà. Sarete sicuramente in tanti stasera e anche domani e nel prossimo fine settimana a raggiungere il capoluogo bertiolese, quindi di fatto qua siamo a 2 passi dalla chiesa che abbiamo appena visitato. Grazie per la celerità. Nessun problema, ci siamo pronti, siamo contenti, ci siamo, dai. Ci siamo. Allora, questo è il parterre che è stato con me, con Snider. Un saluto a Simone Caramaschi, che credo che dalla regia degli nostri studi di Via Nazionale 120 sarà tramortito da queste bellezze, grazie Snidero, enogastronomiche, dall'area di Zompicchia. Scusi, venga barista un attimo che ci salutiamo. Cosa mi consiglia prima di pranzo? Che vinello? Bianco, rosso, in base ai gusti, come aperitivo anche una buona ribollina fresca. Ribollina fresca. Marino, noi chiudiamo, ringraziamo il sindaco, grazie. Grazie a tutte le associazioni che hanno vegliato. Malisana, arrivederci. 24 aprile. 50 anni. Teleplume, stiamo chiudendo. Grazie. Marino? Un saluto a tutti e vi aspetto sia domani, sia questa sera per il concerto, domani il grande motoraduno e il finale la prossima settimana. Grazie. Che concerto c'è? Adesso questa sera abbiamo una cover con dei musicisti che hanno suonato sia con Zucchero, con gli Stadio e dopo anche con Vasco Rossi. Benissimo. Grazie al Presidente della Proloco, vedete che le calzature non si sono, cioè di fatto rimaniamo Marron, Toniutti e la Presidente dei donatori di sangue di Bertiolo potrebbe essere che se le scambieranno subito dopo la nostra trasmissione. Da Bertiolo è veramente tutto, con grande piacere vi saluto, ma ci vediamo molto presto. Ciao Snidero e arrivederci Caramaschi. Grazie a tutti, facciamo un applauso, grazie. Questa trasmissione è stata offerta da Dimensione Verde.